Dichiariamo ufficialmente aperta la mostra al Popolo di Bronzo. Vi ringrazio di essere presenti, fa sempre piacere questo tipo di iniziative, vedere una folta partecipazione, soprattutto per l'importanza legata a quella che è l'attività del nostro circolo, cioè far conoscere le tradizioni e la cultura della nostra terra. Io ringrazio l'autrice della mostra, ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha appoggiato fortemente per la realizzazione e l'esposizione di questa opera, ringrazio anche tutti i circoli presenti che vedo tra il pubblico. Allora, niente, adesso passerei la parola alle persone che interverranno in questa presentazione per fare propri saluti, ringraziamenti e infine l'esposizione dell'opera a cura dell'autrice Angela De Montis. Passerei ora la parola al vice sindaco assessore Paolo Razzano che porterà i propri saluti. Grazie, ma solo per essere qui solo per dirvi un enorme grazie, nel senso che intanto questa mostra è bellissima e bisogna fare i complimenti all'autrice, poi quando l'arte viene espressa da una donna giovane che prende dalla sua terra l'ispirazione, credo che ci sia un valore in più e una bellezza in più. L'amministrazione comunale ha solo potuto cogliere questa bella opportunità grazie al lavoro e all'impegno della collega, l'assessore Bevilacqua, che qui dopo porterà anche lei un saluto. I sardi con Magenta hanno un legame particolare, non solo perché c'è un circolo, un'associazione così attiva, così numerosa e così anche legata alla nostra città, ma anche perché ci sono davvero tante persone che provengono dalla vostra bellissima regione e che sono diventati magentini a tutti gli effetti. Poi i sardi sono un popolo speciale, possono diventare di qualsiasi parte dell'Italia e del mondo, ma non perdono mai il legame e le radici con la propria terra. Io peraltro ho avuto anche da piccolino la fortuna e l'occasione di conoscere non solo il vostro bellissimo popolo ma anche i gusti della vostra terra, perché vicino a casa di mia nonna abita una famiglia di sardi e quindi si respira proprio un'atmosfera speciale quando vi si conosce. E niente, quindi questa è una mostra molto bella, importante anche perché offre l'occasione ai nostri concittadini di vedere davvero le radici che affondano nel passato più lontano di quello che accadeva nella vostra terra in Sardegna, i costumi, le tradizioni, i modi credo anche di lavorare, vedo degli attrezzi, vedo anche forse anche degli strumenti di combattimento, quindi un po' tutto quello che riguardava la terra sarda tanti anni fa. Grazie per questa occasione, facciamo sicuramente passaparola perché in queste giornate di apertura della mostra ci sia tanta gente che viene a visitarla e grazie soprattutto perché l'amministrazione comunale, qualunque essa sia, sa che nella nostra città può contare su una realtà attenta, viva e impegnata come il Circolo dei Sardi. Quindi davvero complimenti e in bocca al lupo per queste e tutte le prossime iniziative che vorrete proporre, che certamente troveranno la massima accoglienza nella nostra città. Viva la Sardegna! Sindaco, passerei a questo punto la parola all'assessore alla pubblica istruzione, professoressa Paola Bevilacqua, che ringrazio soprattutto anche per essersi adoperata per diffondere e pubblicizzare nelle scuole quest'opera che merita di essere pubblicata. Buongiorno a tutti, penso che non funziona. Ci ha fatto parlare solo sì, parliamo così. Vabbè, io come al solito sono giù di voce. Io aggiungo i miei ringraziamenti a quelli del vice sindaco. Io questa mostra ho avuto il piacere e la fortuna di poterla vedere in anteprima quando è stata esposta nel comune di Bareggio e ringrazio veramente per avermi dato questa opportunità
non solo di poterla vedere e gustare, perché ho avuto delle ottime guide, diciamo, che mi hanno veramente fatto capire l'importanza anche di ogni piccolo dettaglio di queste figure. E, come dicevamo prima, lo scopo è sicuramente quello di fare in modo che le scuole e i ragazzi, i bambini, i ragazzi possano venire e gustarla questa mostra, perché vale veramente la pena. I bambini non sanno nulla di tutto ciò, per cui l'opportunità è veramente ghiotta, e per quanto mi riguarda ho diffuso il più possibile l'informazione. Mi auguro che gli insegnanti siano così, come dire, sensibili, esatto, da capirne l'importanza e che portino qui i loro ragazzi. Per quanto mi riguarda, io verrò sicuramente con la mia classe, quindi mi prenoto già, poi vedrò il signor Angiolo, per cui mi prenoterò sicuramente, e penso che per loro sarà veramente un'ottima occasione, perché i bambini poi su queste cose sono fantastici, perché loro sono curiosi, faranno un sacco di domande e soprattutto poi riprodurranno anche quello che vedono, perché loro sono veramente molto attenti anche ai più piccoli particolari. Cioè noi a volte li sottovalutiamo, i nostri ragazzi, i nostri bambini. Io sono insegnante di scuola primaria, ho il piacere di lavorare con i bambini e non cambierei il mio lavoro per tutto l'oro del mondo, perché secondo me loro sono una ricchezza enorme, e quindi poter vedere anche cose di questo genere sicuramente per loro è una grande fortuna. I libri di storia non ne parlano, lo dicevo prima, perché parlano pochissimo di quelli che sono stati i popoli italici, per cui è importante che ci siano dei momenti in cui invece si fa capire che esistevamo anche prima dei Romani, prima dei Fenici, e che quindi c'erano anche altri popoli che hanno fatto cultura e hanno, diciamo così, fondato le radici di quelli che sono poi state le popolazioni di grandi civiltà, di cui i libri poi di fatto parlano. Quindi grazie ancora veramente, grazie a tutti, e speriamo che ci sia una bella affluenza davvero. Grazie. Bene, ringrazio ancora la professoressa. Ora passerei la parola a Paolo Pulina, responsabile culturale dell'informazione Fasi, che porterà anche i saluti del Cavalier Filippo Soggiu, presidente emerito della Fasi, che purtroppo non è potuto venire. Grazie, saluto tutti, compresi naturalmente anche gli ospiti qui, che però so che sono già stati, come dire, insomma, così intelligenti da valorizzare questa mostra che oggi approda a Magenta. Perché dico così intelligenti? Nel senso che, consentitemi, prima di dire due parole come responsabile cultura della Fasi, di spezzare una lancia, non so se loro sono d'accordo, nei confronti di un ente vituperato che è quello della provincia intesa non solo come quella di Milano o di Cagliari o di Pavia, perché io ho lavorato all'assessorato alla cultura della provincia di Pavia per 35 anni, e quindi sono particolarmente lieto che un ente omologo abbia dato la possibilità a una curatrice che si è documentata nel migliore dei modi per realizzare un'opera che ha anche il vantaggio di essere itinerante, e quindi, come posso dire, insomma, di andare a trovare quelli che in realtà, insomma, non possono essere captati attraverso una struttura immobile, per quanto possa essere interessantissima. Colgo l'occasione per dire che siamo negli stessi locali dove c'è la mostra, insomma, relativa alla battaglia di Magenta, meglio, c'è il museo stabile della battaglia di Magenta, quindi tutto si lega, e per esempio in questo ambito, quella della valorizzazione culturale del territorio, credo che la provincia avrebbe potuto avere, le province avrebbero potuto avere un ruolo ancora fondamentale. Io mi sono occupato di musei, di sistemi bibliotecari, e credo che, insomma, questo ruolo di coordinamento a questo ente intermedio dovrebbe competere, solo che in Italia si passa da un estremo all'altro. Prima ogni città vuole essere provincia, dopodiché anche le province che hanno 500 e passa
magari 1000 abitanti, devono, come dire, sloggiare, devono rinunciare a questo ruolo che dicevo. Veniamo invece a quello che è il discorso della Fasi. Il sito internet della Fasi, che penso che tutti i presenti, soprattutto quelli che sono i dirigenti dei circoli, quotidianamente consultano, oggi porta, se riesco, perché a memoria non me le ricordo tutte, diverse iniziative, naturalmente comprende anche questa. Però non so quanti in Sardegna sappiano, per esempio, che siamo presenti oggi con i circoli a Livorno, convegno Il vantaggio di un futuro migliore, a Magenta con l'inaugurazione di questa mostra, a La Spezia con la festa del tesseramento, questo dov'è? A Pisa con la presentazione dell'enciclopedia della musica sarda, a Roma, meglio a Roma ma per l'organizzazione di Ostia Lido, Feminas de Berda ed Esoli, e questa sera a Biella con il film Uomini contro. Ecco, adesso voi direte, perché hai citato queste informazioni relative a un fine settimana particolarmente denso? Perché il problema che devono affrontare, quindi voi che venite dalla Sardegna magari riportate nell'eco di queste parole, i circoli è questo, che noi dovremmo innanzitutto essere aderenti nella realizzazione a un progetto pensato un anno fa. Io non so se la preveggenza di Argiolas padre, di Argiolas figlio e di tutti i collaboratori del direttivo era tale un anno fa di immaginare che proprio in questi giorni, sì, l'avete già immaginato, ci fosse questa mostra. Ecco, a questo punto questa mostra, secondo l'interpretazione diciamo di funzionari che naturalmente adesso, una volta che i buoi sono scappati, cercano di chiudere le stalle, no? E allora a questo punto non dovrebbe più valere niente, mentre invece è tutto il contrario. E io faccio anche come operatore culturale i complimenti alla curatrice e all'autrice di questa mostra. Mi sono letto naturalmente la documentazione, so che cosa vuol dire dimostrare che ogni scelta anche dei colori piuttosto che non di qualsiasi elemento degli abiti, no? Di questi rappresentanti del popolo del bronzo, e poi l'autrice ci spiegherà come mai questa definizione, cioè sono state fatte queste scelte sulla base non di interpretazioni fantascientifiche riferite al passato, ma sono state fatte sulla base della documentazione procurata da personaggi di valore internazionale come Giovanni Lilliu, Giovanni Ugas, e naturalmente insomma tutto questo cosa ha comportato per fortuna? Che intanto questa mostra continua a girare presso i circoli. Credo che questo sia merito della qualità della esposizione e soprattutto sia una testimonianza che laddove c'è una proposta di qualità che proviene dalla Sardegna, i primi a muoversi per valorizzarla sono i circoli dei sardi, che sicuramente è bene che naturalmente diffondano anche il prodotto inteso nel senso più ampio della parola, compreso quello alimentare, che forse poi comparirà, non lo so se è vero, ma comunque qualcosa penso di degustazione ci sarà, ebbene, ma soprattutto che ci sia la diffusione degli elementi di una cultura che, come veniva detto da chi mi ha preceduto, è misconosciuta. Adesso, senza nessuna mitizzazione all'incontrario, penso che queste figure facciano riflettere sulla grandezza appunto di un popolo, quello sardo, che oggi continua a essere riconosciuto come portatore di cultura, portatore sì, fuori dalla Sardegna, quindi un popolo unitario, noi diciamo sempre, che unisce quelli che risiedono nell'isola e quelli che ne sono venuti fuori ma che sono ad essa affettivamente legati in maniera indelebile. Grazie. Bene, ringrazio anche Paolo Pulina. Ora passerei la parola all'autrice e curatrice della mostra, che sicuramente sarà in grado di trasmetterci la passione verso questa grande opera. È sempre difficile riuscire a sensibilizzare le persone verso questo tipo di iniziativa.
vi invito solo ad ascoltarla e capirete molte cose. Grazie a tutti per essere intervenuti questa sera. Si è spento? Voce. Vorrei ringraziare tantissimo il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda per aver voluto fortemente questa mostra a Magenta e anche l'amministrazione comunale per averci ospitato in questa prestigiosa sede che veramente ricca di storia e mi fa venire i brividi veramente per quello che è successo in queste zone. È bellissimo sapere poi che sopra di noi c'è il Museo del Risorgimento, caspita, veramente forte. Io mi presento, non sono un'archeologa, sono una disegnatrice scientifica, vissuta in una famiglia di artisti con papà pittore e mamma ceramista, quindi fin da bambina ho avuto modo di assorbire l'arte a 360 gradi. I miei genitori mi portavano spesso, per questo dico è importante coinvolgere i bambini perché quelle cose rimangono, mi portavano spesso al museo archeologico per vedere tutte le bellezze che c'erano custodite e io rimasi affascinata proprio dai bronzetti, queste statuette di bronzo che raffigurano, sono una sorta di scatto fotografico dell'epoca, cioè come i nuragici rappresentavano se stessi, un popolo vissuto, diciamo questi personaggi rappresentano le persone di 3000 anni fa in Sardegna. Io restavo attaccata alle vetrine, me li guardavo, quindi con la fantasia dei bambini mi immaginavo tutto un popolo trasformato in bronzo dall'incantesimo di una strega cattiva, da lì è rimasto il nome il popolo di bronzo. Poi da grande, con l'esperienza acquisita sul campo, insomma col mio lavoro di disegnatrice, mi sono messa in testa di analizzare in dettaglio questo abbigliamento perché è una cosa che non aveva mai fatto nessuno. E quindi andai col mio blocco per schizzi alla matita nei vari musei, il Museo Archeologico di Cagliari, quello di Sassari, poi ho girato anche, sono andata a caccia di altri bronzetti che sono un paio a Londra, uno a Copenaghen, insomma siamo un po' sparsi anche per l'Europa, per cercare appunto di ricostruire questo tipo di vestiario molto complesso e raffinato. Ne è saltato fuori questo libro che adesso io vorrei donare una copia al... Scusate, io qua. Una copia per il comune di Magenta, una copia per il Circolo Grazia Deledda. Questo racchiude 105 illustrazioni in bianco e nero che vi fanno vedere come ho reso più umano l'abbigliamento di questi bronzetti. Mi sposto più avanti? Ok, grazie. Ancora poco. Ok. Perché c'era la luce? Sì. Allora, da qui parte tutto il lavoro della mostra. Questa mi è servita come base di studio perché contemporaneamente al libro stavo realizzando dei manichini alti 30 cm, già delle specie di bozzetti, insomma, studiando i materiali per poi fare le ricostruzioni. Poi presentai alla provincia di Cagliari e all'assessorato alla cultura un progetto per tentare questa ricostruzione di 10 personaggi perché servivano dei fondi, diciamo una persona da sola non ce la fa perché sono costosissime le stoffe, il bronzo e tutto il resto. Fu fortunatamente approvato perché in quel momento come assessore alla cultura c'era un insegnante, un professore universitario, Luciano Marrocco, quindi sensibile a queste tematiche, insegna storia contemporanea all'Università di Cagliari e decise di approvare questo progetto. Infatti questa grande avventura, durata 3 anni, ci sono 3 anni di lavoro in tutto questo che vedete. Io mi sono occupata anche personalmente di cucire gli abiti, sono tutti cuciti a mano, le corazze in cuoio, anche di lavorare il rame. Dove non riuscivo ad arrivare io, mi sono avvalsa dell'aiuto di bravissimi artigiani, come per esempio Alessandra Floris di Sinnai che ha realizzato i cappelli in fieno intrecciato, lei è una cestinaia, fa i cestini artigianali, oppure abbiamo Gianluca Panacchia che ha realizzato l'arco e le frecce, un esperto di archeologia sperimentale che abita anche qui vicino, quindi tra poco sarà con noi. E poi gli oggetti in bronzo, io ho realizzato
i modelli in terracotta, che poi ho affidato a un esperto fonditore, un bronzista di Villa Massargia che si chiama Mario Carta. Lui, utilizzando il metodo di fusione a cera persa, cioè lo stesso proprio con cui sono stati realizzati i bronzetti, ha ricavato questi bellissimi oggetti in bronzo. Queste sono riproduzioni di reperti che stanno al Museo Archeologico di Cagliari. La spada di Oroè, che viene vicino a Siniscola, lunga 80 cm, e il pugnale che vedete riprodotto è il modello di Sant'Adi, anch'esso esposto al museo. Poi abbiamo anche le armi in legno che sono state realizzate da Enrico Sartu, qua presente, che è anche mio marito. Le corna in legno sono state realizzate da un bravissimo scultore di Ottana che si chiama, adesso mi sfugge il nome, Tore Mura, giusto, bravissimo, che realizza le maschere dei Boes, e quindi sono orgogliosa anche di questo, di portare in giro i nomi di questi bravissimi artigiani che testimoniano l'utilizzo, la perpetuazione degli antichi mestieri anche fino ai giorni nostri. Questa mostra è stata poi acquisita dalla provincia di Cagliari e sta girando dal 2010. Abbiamo esordito come prima esposizione dentro il Museo Archeologico di Cagliari, quindi questi manichini vicino agli originali, in modo tale che la gente potesse fare dei raffronti diretti. È stato bellissimo vedere i bambini delle scuole, secondo me ci hanno dato più soddisfazione, perché proprio andavano a notare tutti i dettagli. Poi in 2 mesi di esposizione al Museo di Cagliari ha totalizzato 20.500 visitatori, di questo siamo molto contenti. Da lì poi è partita il viaggio di questo popolo di bronzo, toccando varie sedi in Sardegna e poi in Nord Italia, sempre grazie alla fase Cinepoli Sardi. L'ultima è stata a Pareggio, questa di Magenta è la 26esima tappa. Anche aggiungere che ci siamo avvalsi come consulenza scientifica per quanto riguarda anche la parte archeologica della consulenza di Katiuscia Concas, che è un'archeologa di Sinai, e poi di Maria Stefania Sanna per la parte naturalistica, perché quando si parla anche di legni, di essenze legnose o di piante tintorie, in realtà dal bronzo bisogna citare le cose per bene, quindi siamo stati attenti a tutti i dettagli. Grazie a tutti quanti. Beh, avete avuto modo di constatare voi stessi quale sia l'importanza di questa mostra così prestigiosa, quindi vi invitiamo anche a divulgare, pubblicizzare, amici, parenti, conoscenti, e approfittare veramente di questa occasione molto importante per visitare un'opera degna come quella che abbiamo qui a Magenta. Bene, io adesso chiamerei un attimo la nostra segretaria che porgerà dei presenti agli ospiti che abbiamo avuto oggi. Stiamo rimettendo le statue, lo stato di statue. Allora, dato che Angela finisce di sistemare il suo scudo, chiamo Paolo Aquilina per dargli un omaggio al ringraziamento di questa giornata, della sua presenza in questa giornata. È un libro di Annalina Molteni, una scrittrice di Magenta, che ha scritto questo bellissimo libro, Domani sarà battaglia. Penso che ne farai buon uso conoscendoti. Okay. Ringrazio. Prego. E per ringraziarti di questa bellissima cosa che ci hai donato, ti regaliamo il libro del nostro 40° intanto, e poi ci piaceva regalarti un libro della battaglia di Magenta, che adesso è sparito qua, scusa. Me l'hanno messo dietro, scusate, me l'hanno messo dietro. Allora, ti regaliamo il libro della battaglia di Magenta. Ecco.
Allora, se c'è qualcuno che ha qualche domanda da porre, approfittiamone, visto che abbiamo qui presente l'autrice della mostra. C'è qualcuno che ha qualche dubbio, curiosità? Si vede che non c'è nessun bambino, Non c'è nessun bambino, mi suggeriscono. Sì. Posso aggiungere qualcosa? Diciamo che la mostra ha due pannelli principali che noi abbiamo posto là dietro per questione di spazio, uno che illustra la moda antica nel Mediterraneo, mettendo a raffronto proprio i reperti archeologici, uno dove si parla invece della moda antica in Sardegna, quindi prendendo in esame proprio i bronzetti che io ho usato per le ricostruzioni. Poi ogni personaggio ha un suo pannello, quindi una sorta di carta d'identità dove viene spiegato l'abito. Ci sono anche delle citazioni prese dall'Iliade di Omero che descrivono certi armamenti che stranamente sono molto simili a quelli che usavano gli Achei o i Troiani in quel periodo, quindi questo per dimostrare che la tecnologia girava nel Mediterraneo. Quindi potrete divertirvi anche a leggere la traduzione in sardo che c'è in ogni pannello, che è molto bella, e per gli stranieri c'è anche la traduzione in inglese. Poi abbiamo 4 pannelli dove si parla dei materiali e delle tecniche che si usavano nell'antichità per realizzare gli abiti, le armi o gli utensili. E diciamo buon divertimento e buona lettura. Grazie a tutti. Allora, io ricordo che la mostra sarà aperta fino al 9 marzo dalle 16:30 alle 18:30, quindi qualora vogliate visitarla troverete anche personale che potrà darvi informazioni in merito. Ne approfitto per ricordarvi un appuntamento prossimo che si svolgerà venerdì 7 marzo sempre qui in Casa Giacobbe. Sarà la presentazione del nuovo libro di Salvatore Di Foi, scrittore di spicco della nostra regione, e quindi saremo lieti di ospitarvi anche questa iniziativa venerdì 7 marzo alle 17:30. Se nessuno ha delle domande chiuderei. Sì, scusate, vi invito a firmare il registro delle presenze. Esatto, il libro presenza. Quindi ringrazio ancora tutti. Nella sala adiacente adesso offriremo un piccolo buffet. Grazie a tutti ancora.
Thank